Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. 42 treni aggiuntivi totali e un potenziamento dei presidi di assistenza all'interno delle stazioni per la 97esima Donata Nazionale Alpini. Questo il maxi piano messo in campo dalla Regione Liguria per consentire la miglior mobilità possibile ai cittadini e ai partecipanti. A Sestri Levante è tornato il Riviera Film Festival. Fino al 10 maggio la Perla del Levante Ligure diventa la sede di uno dei più interessanti festival cinematografici, con tante pellicole in concorso, proiezioni aperte al pubblico, masterclass e volti noti del cinema. È stato inaugurato il Maggio dei Parchi, l'appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. Un'iniziativa oramai consolidata che valorizza con 40 eventi in programma il patrimonio ambientale della Liguria. Inaugurato a San Lorenzo al Mare la nuova piazza intitolata a Renato Marbaldi, storico presidente della Proloco. L'intervento, del valore complessivo di 370.000 euro, ha permesso la creazione di un nuovo spazio pubblico destinato a diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione, eventi e iniziative. Ha preso il via a Monesi il progetto cinematografico Visioni fuori luogo, La Frana, un'iniziativa che fa dialogare scuola, territorio e cultura coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pieve di Teco Ponte d'Assio in un percorso creativo e formativo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.